Ritorna il match Akragas-Parmonval che in tempi passati ha fatto vivere momenti esaltanti per entrambi i club. Oggi questa gara sembra un po' sottotono per la precarietà di classifica della squadra palermitana, affidata all'ex trainer biancazzurro Corrado Mutolo. Purtroppo in questo campionato le gare che sembrano più facili sulla carta si mostrano problematiche e ricche di insidie. E l'Agragas ne sa qualcosa. Non si dimentichino ad esempio il doppio confronto con il Casteldaccia, entrambe partite in parità, quello interno con il Castellammare, per non parlare della sconfitta di Marineo. Questi risultati hanno sconvolto la classifica dei biancazzurri, per cui sarà essenziale non guardare il cammino degli ospiti e scendere in campo motivati al massimo per cercare la vittoria sin dai primi minuti. Alla fine del campionato mancano appena 9 gare e sbagliare significherebbe allontanare il sogno promozione e ciò vale sia per l'Akragas che per l'Enna. Ma come si è preparata l'Akragas a questo appuntamento? Purtroppo il tecnico Nicolò Terranova deve fare i conti con un possibile forfait riguardante Desiderio Garufo, il cui impiego è molto dubbio per problemi muscolari. L'altro riguarda il neo entrato Semensin, al quale è costato caro il cartellino giallo di domenica scorsa. L'attaccante argentino infatti è stato appiedato dal giudice sportivo per un turno e contro la Parmonval non ci sarà. Problemi anche per il tecnico Corrado Mutolo, che dovrà fare a meno del russo, si tratta di un hunter, e del centrocampista Corrao. Anche loro sono stati appiedati e quindi indisponibili. Trasferta impegnativa per l'Enna che sul campo di Carini affronta il Resultano San Lorenzo, una squadra che quando vuole mette in difficoltà chiunque, come è stato nei confronti dell'Akragas. Prova d'esame invece per la Profavara che sul campo dell'oratorio marineo cerca il colpo gobbo per compiere un ulteriore passo avanti in graduatoria. Questa gara è stata affidata ad Alessio Marino di Agireali con assistenti Roberto Cracchiolo di Palermo e Gaetano Florio di Agrigento. Per quanto riguarda invece il Prosciacca, dopo l'amara sconfitta dell'Esseneto, cerca riscatto contro il Don Carlo Misilmeri. Vincere contro la compagine palermitana significherebbe andare sempre più in alto per l'ottenimento di un buon piazzamento nei play-off. Per questa sfida del Gurrera è stato chiamato Marco Costa di Busto Arsizio con assistenti Andrea Calanni e Salvatore Negrelli di Barcellona Pozzo di Gotto. 90 giorni dopo il tuo grave infortunio torni arruolabile, torni a disposizione per l'Akragas in questo finale di stagione molto molto importante. Cristian Caccetta. Sì, sono passati tanti giorni, è stato un infortunio fastidioso, particolare, però l'abbiamo lasciato alle spalle. Va bene così, ritorno a disposizione del mister e del gruppo ed è questa la cosa che più conta adesso. Le tue sensazioni, le tue emozioni quali sono? Ma le emozioni sono sempre le stesse, quelle di ritornare sul campo e fare sempre bene. Questa volta per l'Akragas, altre volte è stato per un'altra squadra, però è chiaro, se a 36 anni la voglia è questa, ben venga. Domani all'Esseneto, altra gara casalinga per l'Akragas, arriva la Parmonval, l'obiettivo è quello di non sottovalutare l'avversario. No, assolutamente, l'obiettivo è non sottovalutare perché ormai tutte le partite, è inutile dirlo, ma sono delle finali, varranno un campionato intero, una stagione intera, un anno di sacrifici, un anno di responsabilità e quant'altro, quindi si pensa partita dopo partita, domani è il primo passo, il primo delle nove diciamo, finali che restano e assolutamente non dobbiamo sottovalutarlo. Sarà duello fino alla fine e in Akragas? Ma io credo di sì, credo che fino allo scontro diretto qui all'Esseneto sarà uno scontro punto a punto. Non so chi arriverà prima allo scontro finale, però penso che sarà così fino alla fine. Che Akragas servirà da adesso fino alla fine? Ma una Gragas perfetta come lo è stato fino a gennaio. Purtroppo c'è stata una fase un po' particolare, abbiamo lavorato tanto, abbiamo lavorato bene per cercare di lasciarci il peggio alle spalle e questo servirà a questo, tanta intelligenza, tanta grinta, tanta voglia
di arrivare all'obiettivo, più voglia di tutti ad arrivare all'obiettivo.